Parla tifoso dell'Azzurra. Sono la tua conduttrice e ti porto una bella notizia. Il Napoli ha vinto il terzo scudetto della sua storia, ma non è tutto. Il patrono Aurelio De Laurentiis sta già pensando al prossimo obiettivo del club. Parliamone. Prima di iniziare, premi il pulsante mi piace se sei un napoletano nel cuore. De Laurentiis pensa in grande, vuole che il Napoli abbia 200 milioni di tifosi nel mondo. E non c'è da stupirsi, il club ha già 10 milioni di fan in Italia e 83 milioni in tutto il mondo. E sta aumentando la sua portata in paesi come Cina, Georgia e Corea. Ma per raggiungere quell'obiettivo il Napoli dovrà essere protagonista anche in Europa e De Laurentiis ha già un obiettivo chiaro, vincere la Champions League. Esatto, i tifosi del Napoli possono impazzire con questa notizia. E tu tifoso azzurro? Cosa ne pensi di questo obiettivo ambizioso? Pensi che il club sia in grado di vincere la Champions League? Lascia il tuo commento qui sotto. Questa è una notizia entusiasmante per i tifosi del Napoli, che stanno già festeggiando il terzo scudetto del club. Ora, con De Laurentiis che punta a raggiungere i 200 milioni di fan e conquistare la Champions League, possiamo aspettarci ancora più entusiasmo nei prossimi anni? E i tifosi napoletani? Quale giocatore pensi possa essere il momento clou nella campagna verso la Champions League? Lascia la tua opinione nei commenti e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutte le novità del Napoli. Forza Napoli!